Silvia con Maria Famiglia, che si dispiace di non essere presente a questa serata speciale in particolare, considerato che lui ha sempre fatto parte di un gruppo. Oggi abbiamo con noi praticamente i cori delle Sud Sardegna che hanno fatto il viaggio della speranza. 4 ore di viaggio con la struttura che il navigatore li ha portati nella vecchia strada di Isla. Sono arrivati in posta. Adesso vi presento il coro musicale di Sampdoria, direttrice Angelina. Noemi Cabras, Corotina Croce di Sardegna, Calasetta, direttrice Noemi Cabras. Classico in canto corale comune di Luna, direttrice Anna Maria Del Mare. Questa rassegna di cui ringrazio tutti voi che siete venuti qui in un luogo molto particolare, ma un po' impervio, ma veramente meraviglioso, credo che lo conosciate. Noi ci siamo innamorati di questo posto e dell'acustica di questo posto. Vogliamo così fare musica con voi e farvi ascoltare ciò che amiamo. Io sono docente di canto corale, classe di canto corale del comune di Pula. Presento le mie ragazze che sono in tre da allora noi faremo 2 canoni, uno di Antonio Salieri,
cosa si prepara, per esempio i brani, sono 4 brevi brani. Il primo è la composizione di una compositrice, una monaca benedettina vissuta nel XII secolo, un brano dedicato al Sacro Cuore di Gesù, che si intitola Universalis. Seguirà il Tota Pulcra, due mie composizioni, che si un Tota Pulcra, che è un canto marino, Mirene Sugheru, che è il Salmo 8, parafrasato, ed è nella vostra lingua, quindi non avrete bisogno della traduzione. No, perché per voi mi sembra tradurre sempre il salmo, perché non parlo di salmo, non parlo di salmo. Chiudiamo con l'Ave Maria di Caccini, attribuita a Caccini, l'autore del 1600, poi si è scoperto invece di un brano di un autore contemporaneo. Comunque, una bellissima melodia dedicata a Maria e anche a Maria. Grazie.
resa famosa anche in Liguria, e finiamo con un brano sempre ligure, abbiamo fatto da quando poi è iniziata la storia di Caserta e Capoforte. Questo brano si intitola Ciuli, perché ve lo presento? Perché lo hanno eseguito anche i nostri amici di Carbone. La maestra Angelina Figus ha fatto l'armonizzazione di questo brano, per cui la ringraziamo.
Due cose, veramente, l'età mi impone di scriverlo, perché non poi mi dimentico mentre lo sto dicendo. Prima di tutto, chiaramente, va ringraziato il comune, il sindaco, va ringraziato l'assessore, per noi, perché tutti voi, quelli che partecipano a queste manifestazioni, coloro che cantano, coloro che sono presenti, sanno bene quanto sia difficile fare queste cose, sanno bene quanto sia difficile mettere insieme persone diverse che vengono da luoghi diversi e si incontrano in posti bellissimi come questi. Per la Maria, non solo per sé, dietro, ecco, c'è. Grazie abbiamo già detto alla grazia, l'amore per la musica e soprattutto questo che ci ha portato qui a condividere questa bellissima serata. Noi partecipiamo con un piacere immenso, troviamo amici, persone che conosciamo da tanto tempo, con cui collaboriamo e ogni volta che stiamo insieme è una gran festa. E questa serata come questa di oggi, con la musica bella che stiamo ascoltando, è una cosa meravigliosa. In un posto magico come questo, ricco di spiritualità. Quindi grazie ancora, grazie a tutti. Sappiamo che è stato difficile e faticoso e grazie anche alla prioressa Daniela Marongio e al priore Giovanni Farina, l'amministrazione. Tutti voi, grazie per averci invitato. Del nostro direttore, la maestra Luigi Cabras. Noi presentiamo 3 brani, What a Wonderful World del Blu Dipinto e di Alberto Lotta, appunto, che è il nome probabilmente che va detto da 2 sono assolutamente celebri, che ha scritto ad umano un uomo. Grazie e divertitevi.
salutare questo posto, per salutare e ringraziare ancora i priori, il comune di Lula, Don Cossetti, che era qui fino a poco tempo fa, che ci hanno ospitato e ci hanno dato la possibilità di cantare in questa atmosfera. Vi ringraziamo per la vostra presenza. San Damiano. Per noi, diciamo, il nostro coro è a guerra, quindi è un coro fatto da poco, quindi per noi la è stata bellissima, veramente una cosa fantastica. E ancora conoscere un piccolo ricordo della nostra associazione.
Bene, abbiamo finito questa diretta da Elubula, questo bello concerto e l'appuntamento dalla presentesu a Lubula questa prossima che 9 e speriamo da essere libero per arricchire questo evento che presentano sul libro Costume e vanno a essere solo questo gruppo folk lubuleso che hanno a presentare pure la proposta solo del ballo serio, delle particolarità sul ballo serio in Lubula. A me vedere il distintivo saluto che ha sempre questo zoccolo del sazzente. Tutti non potete venire poi vedere il distintivo che lo va tutto a domostra. Adioso e mezzo a grado.